Si trova nel carcere di Montorio, a Verona, la 46enne arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza con l'accusa di omicidio. Secondo gli investigatori, da gennaio del 2022 avrebbe iniziato a lavorare come badante dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria senza averne titolo. In 2 anni l'indagata avrebbe lavorato in diverse case, soprattutto dell'Est e dell'Alto Vicentino. Avrebbe prestato assistenza a domicilio ad anziani, somministrando dei sovradosaggi di farmaci che in alcuni casi non sarebbero stati inseriti nella terapia prescritta dai medici. Le indagini sono partite nel marzo del 2024 dopo la denuncia presentata a Breganze dai familiari di un'anziana deceduta, quando nello stesso periodo era arrivata una segnalazione del rapido peggioramento dello stato di salute di una coppia di coniugi che poi si sarebbero ripresi, tutti assistiti dalla stessa donna. L'ipotesi è di omicidio di un 81enne di Sandrigo e di tentato omicidio di altre 4 persone, tutte del Vicentino, alle quali aveva prestato assistenza a domicilio. Ma gli investigatori adesso starebbero cercando di far luce anche su altri eventuali decessi o malori di anziani seguiti dall'indagata, che si avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari. All'interrogatorio di garanzia di ieri pomeriggio, la mia assistita si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Attendiamo ora lo sviluppo delle indagini, ancora in corso, per avere un quadro completo della vicenda.